Innanzitutto buonasera e ringrazio Alia e tutto il personale dell'Archivio di Stato a occasione di incontro e di studio che io in realtà ho in pectore come Amazzone, come storico equestre e anche umilmente come allevatrice. E il lavoro di questi mesi ha visto tutti noi impegnati in una ricerca approfondita di quello che è il rapporto tra uomo e cavallo in Sardegna. Ormai è noto a tutti che questo rapporto ora è un nodo gordiano. In Sardegna è un unicum rispetto ad altre realtà anche coeve. Oggi analizzeremo, così magari sentite rimbomba anche di meno la mia voce. Oggi andremo ad analizzare, come ha detto giustamente la dottoressa San, da un arco temporale molto più vicino a noi, ovvero XIX-XX secolo, perché se in realtà dovessimo andare a sondare il rapporto tra uomo e cavallo nella nostra isola, allora ci perderemo veramente nella notte dei tempi e come già detto con tutto il personale ricercatore dell'archivio, lasceremo ad altri momenti di incontro il sondare questi tempi lontanissimi in cui è già attestato il rapporto tra uomo e cavallo in Sardegna. Il rapporto uomo-cavallo, perché uno studio da questo punto di vista della storia della nostra terra? Perché a mio parere è importante dare valore a questo animale che nella nostra terra non è soltanto un compagno adesso delle feste, come poi ci illustrerà dottor Secche, ma ha rappresentato veramente spesso un punto d'appoggio anche in momenti della vita che potevano non essere fausti o difficili. Pensiamo al rapporto dell'uomo e del cavallo in guerra o nel lavoro, anche nei lunghi mesi all'addiaccio al seguito delle greggi, lo spostamento del bestiame, nel duro lavoro dei campi, che anche qui ci sarebbe una piccola parentesi da fare perché da quello che io ho potuto vedere nei mesi, negli anni passati a studiare questo argomento e grazie anche alla collaborazione di persone come il carissimo e stimatissimo amico Raffaele Cherchi, presidente dell'ANSVI ex Agris, ex incremento ippico, che purtroppo non è potuto essere presente con grande rammarico, ci siamo sentiti qualche giorno fa e lui ha garantito la sua presenza in altre occasioni perché non ci lega soltanto un rapporto di lavoro ma di profonda amicizia e stima. Il 90% del patrimonio equestre italiano si attesta in Sardegna. Il 90% del patrimonio equestre in Sardegna si attesta nel centro Sardegna. E qui possiamo anche capire il perché. Il cavallo è utilizzato soprattutto in ambito agropastorale. Quando noi andiamo a vedere altre realtà, ad esempio nel sud della Sardegna, dove c'è una realtà di tipo massariccio, quindi più legato all'ambito contadino, vediamo l'uso per il lavoro di altri animali, ad esempio i bovini. Quindi il cavallo è legato soprattutto all'ambiente agropastorale e fino al XIX secolo il cavallo era utilizzato soprattutto per scopi di lavoro, di spostamenti. D'altronde sappiamo benissimo che il cavallo era il mezzo di spostamento naturalmente di chi poteva permettersi di avere un cavallo. Chi non poteva permettersi di allevare o avere un cavallo aveva piuttosto un asino, se non un mulo. Ma soprattutto da quel momento in poi cambia anche il rapporto e come vedremo appunto con dottor Secche il cavallo entrerà anche nell'udus, nella giostra, che ha già qualcosa di presente anche in passato attraverso il palio, ma
cambierà proprio la visione, grazie anche all'arrivo nel 1865 di Benjamin Piercy, che darà vita a quella bellissima razza che è fiore all'occhiello delle razze in Europa, ma nel mondo, che è l'anglo-arabo sardo, alle corse in piano. Una cosa che era totalmente sconosciuta nella nostra terra e che grazie al gallese, che porta il suo retaggio culturale nella nostra isola, ci rende partecipi, e da quel momento in poi anche l'ippica in Sardegna e il rapporto anche nello sport, l'utilizzo nello sport del cavallo avrà la sua punta di diamante. Noi qui stasera abbiamo anche Martina Mura, campionessa nazionale di dressage completo, medaglia nazionale, che ha ricevuto tantissimi meriti a livello regionale e nazionale, è giovanissima, e io penso sempre che dai ragazzi si debba imparare, sono loro il nostro futuro, sono loro la nostra roccia che porterà avanti la nostra cultura anche da questo aspetto. Ma facciamo un salto, un applauso per Martina e ad maiora sempre. Torniamo un attimo indietro. Abbiamo detto che il rapporto del cavallo abbiamo detto che partivamo dal XIX al XX secolo, però possiamo fare anche un piccolo excursus nel 1720, quando la Sardegna, con i trattati di Ronda e dell'Aia, l'8 agosto, oltretutto il giorno del mio compleanno, passa sotto il controllo dei Savoia, andando a creare il Regno di Sardegna, che fino al 1861 diventerà poi il Regno d'Italia. Quando arrivano i Savoia, i piemontesi in Sardegna, trovano un patrimonio equestre attestato sui 58.000 capi, così ci dice il Lugli e anche il Grattani, tra mansi e rudi. Cosa vuol dire? Tra bestie domate e non. Purtroppo il malgoverno di molti viceré porterà nel giro di un ventennio ad avere una perdita di quasi il 40% dei capi, al che si deciderà di dar mano a questo problema, e i Savoia invieranno degli esperti affinché la famosa Tanca Reggia, che era di Paoli Lattimo, ma noi conosciamo come Tanca Reggia di Abbasanta, il patrimonio equestre diventi un punto focale del controllo e dell'organizzazione amministrativa della Sardegna da parte di Savoia. Abbiamo anche parole di quello che è stato uno dei più grandi generali della storia, ovvero la Marmora, che nel 1855, quando l'esercito piemontese si appresta ad affrontare la tristemente nota guerra di Crimea, invia le proprie truppe a cavallo in questa terra, che è molto simile alla Barbagia, tanto che dice la Marmora. La statura è quella del cavallo andaluso, è una testa un po' lunga e arcuata, orecchie un po' lunghe, l'incollatura è curva e ben arrotondata, il petto è largo, le spalle un po' cariche, il corpo è ben fatto, la groppa è un po' corta, la coda è ben piantata, le gambe sono robustissime e soprattutto nervose. Ma il cavallo sardo, e qui apriremo dopo un'altra parentesi, cammina importante, non è ambidestro, non è mancino. Il portante, ovvero in ambio, un difetto per tutti, ma sarà la salvezza delle truppe a cavallo piemontesi, perché in quei terreni che tanto somigliano alla Barbagia, un cavallo che fosse stato destrorso o mancino sarebbe stroncato. Quindi il punto di forza dei cavalli sardi non sono ancora anglo-arabi sardi, guardate bene, perché la testa è dell'andaluso, quindi c'è stato un insanguamento col cavallo spagnolo, perché anche quando andiamo a parlare di cavallo sardo,
quale cavallo sardo? Perché noi il cavallo sardo è endemico. Abbiamo il cavallo del Sarcidano, una banca dati che, come dice sempre Raffaele Cherchi, è il nostro portale alla storia del cavallo. 20.000 anni di genetica studiati attraverso questo cavallo. Il cavallo della Giara, il più famoso di tutti, l'ancora più antico cavallo di Sant'Antioco. Poi cavalli che si sono formati quando iniziano ad arrivare gli arabi, portano i loro cavalli, i sardi hanno capito come funziona, loro rubavano i cavalli ai sardi, le cose ai sardi, i sardi iniziano a rubare i loro cavalli e li fanno accoppiare con le giumente indigene. E lì inizia già un primo intervento da parte dell'uomo. Quando arriveranno gli spagnoli, altro intervento. Quando poi arriverà Piercy e porterà il suo famosissimo stallone Portcullis, da lì nascerà quella che è una delle razze fiore all'occhiello dell'equitazione e dell'ippica, ovvero l'anglo-arabo sardo. Qui abbiamo un esempio, questa è la mia cavalla, Valchiria, un anglo-arabo sardo, figlio di Humorist e di Romina II. Si vede proprio anche la differenza anche rispetto al più leggero. Questa viene chiamata un mesomorfo, al contrario ad esempio del puro sangue inglese, che invece viene definito un dolicomorfo, un cavallo con un petto molto più importante, un'incollatura molto più possente, adatto a qualsiasi lavoro. C'era una vecchia pubblicità dell'incremento ippico che diceva: il cavallo adatto ad ogni esigenza in Sardegna c'è. È un cavallo da lavoro, è un cavallo da assalto, è un cavallo da corse al galoppo. Sarà anche un cavallo che poi verrà portato, perché molti inizieranno qui in Sardegna, un fiore all'occhiello, ovvero a Foresta Burgos, dove i carabinieri hanno i propri cavalli. Alcuni sono di questa razza, ma usano anche murgesi e altre razze, però nell'anglo arabo-sardo si ritrova sempre quel cavallo duttile verso tutti i lavori, ed era talmente importante che qui vediamo questo è uno dei lavori, delle carte che noi abbiamo trovato anche grazie all'ausilio della dottoressa Carboni, che mi ha fatto proprio vedere questa bellissima carta. Vedete, verbale riassuntivo della rivista dei quadrupedi. Qui siamo nel 1940 circa, nel 1940, 39-40. I cavalli andavano, cioè si andava nelle famiglie, si chiedeva chi aveva il cavallo doveva portarlo in rivista. Perché? Perché il cavallo doveva essere valutato per essere portato in guerra. Poi ci sembra strano, la seconda guerra mondiale già era una guerra aerea, già si combatteva, non era tanto più una guerra di trincea come poteva essere la prima guerra mondiale, eppure i cavalli si usavano. Molti non sanno che nella seconda guerra mondiale moltissimi cavalli indigeni dell'Australia furono portati in Europa proprio per l'ausilio alle truppe. Si fece una strage della razza autoctona indigena dell'Australia, e anche da noi sappiamo che ad esempio qui di 38 cavalli 6 erano adatti, solo 6. Anche bello, perché qua è requisizione quadrupedi e autoveicoli, quindi si fa la requisizione sia delle macchine che degli animali. E ci sono le carte che non so se vedete, vediamo se forse questa si vede, no, questo è un verbale della cavalla. Qui praticamente in questa carta qua si chiede che i cavalli non vengano requisiti perché servono per il lavoro. Questi devono portare le granaglie al museo di Gallisai. Senza i cavalli come possono come possono svolgere il loro lavoro? Quindi c'era anche una richiesta, perché? Perché nel momento stesso in cui i cavalli non venivano presentati alla rassegna c'era una multa da pagare, una multa anche salata.
e molti non avevano i soldi per pagare la multa, allora si cercava di trovare l'escamotage e questi lo trovavano dicendo noi lavoriamo per i galisai sono potenti, cioè si faceva il nome dei galisai, quindi tutti sull'attenti, voi i cavalli non ce li potete portare via perché a noi servono per lavorare. Evidentemente poi a un certo punto eh, inizia anche ad avere il cavallo, in realtà l'ha sempre avuto, perché sappiamo che nel Medioevo chi poteva permettersi il cavallo cioè erano i nobili, perché permettersi il cavallo non voleva dire soltanto avere un cavallo, ma voleva dire anche avere tutto ciò che al cavallo necessitava anche per andare in guerra. Qua ci sono dei verbali di denuncia, evidentemente queste cavalle, in questo caso questa cavalla di proprietà era talmente importante per il padrone che si fa proprio il verbale del furto della cavalla e la cavalla viene descritta. Questa carta la troverete esposta in teca. Era una cavalla del valore di 300 lire, era marchiata, quindi era sicuramente una cavalla di valore. 300 lire, stiamo parlando di un tempo dei primi anni del XX secolo, erano tanti. Adesso non facciamo la conversione in euro, ma erano tanti. Questa cavalla si descrive, ha il manto castagno, è listata, è balzata, quindi è facilmente riconoscibile. Doveva essere proprio una cavalla molto bella. Se questo ne denuncia il furto, una cavalla bella, ma sicuramente doveva essere anche un animale in pectore al padrone. Perché solitamente, voi pensate, anche quando si andavano a rubare le pecore, poi eri veramente ricco che se ti rubavano due pecore, dicevi, va, prosas animas, o veramente quel bestiame ti era d'ausilio e tu ne avevi necessità, allora lo denunciavi. Denunciare una cavalla e descriverla in questo modo vuol dire che questo aveva intenzione di trovarla, cioè voi la dovete trovare facilmente riconoscibile. Questa cavalla presenta queste caratteristiche, aveva anche una sorta di remolino sulla fronte, quindi danno proprio tutte le notizie inerenti al fenotipo di questo animale affinché possa essere trovato. Questa è stata una carta che ci ha fatto un po' ridere, perché questi sono partiti praticamente dal Sassarese che non avevano niente e sono arrivati a Fonni che avevano 6 puledri, 150 pecore, 45 cavalli al seguito. Questi praticamente scendendo hanno portato dietro di sé tutto ciò che c'era possibile. Ed è bellissima questa carta perché poi ognuno poi andrà a riconoscere l'animale che gli mancava da questa casa. Dice, no, ma questo cavallo era mio perché si trovava in tal manso quando mi è stato rubato e si trovava in tale terreno. Ed questi erano veramente dell'Arsenio Lupin, hanno rubato di tutto e di più, tra cui appunto cavalli e puledri. Quindi la mamma e il puledro. Segno evidente che non riuscivano a rubare solo la mamma, sa che quando c'è una fattrice col puledro a seguito è sempre difficile già spostarla, rubarla, diventa quasi impossibile. Questa è la benemerita sportiva di Martina, che io ho lasciato per ultimo perché qua si vede anche come evolve il rapporto dell'uomo sardo e del cavallo. Si inizia prima sicuramente come alimento. Sono state trovate delle diverse falangi di equini anche nel sito di Sant'Antonio di Siligo. Può darsi che l'animale prima servisse proprio per l'alimentazione. Poi si è capito che era un animale utile allo spostamento, al lavoro, alla guerra, allo sport. Nelle teche abbiamo tante rappresentazioni, abbiamo Dinzeo in sella Visconte, quando a Nuoro si faceva il concorso regionale il salto a ostacoli, che era veramente una perla nell'equitazione nazionale, gareggiava con Antonio, col fratello, quindi erano i fratelli, il promotore di questa, il creatore di questa bellissima razza che è l'anglo-arabo sardo.
Bene, il mio intervento lascia qui spazio agli interventi ancora più belli dei miei esimi colleghi stasera. Io passo la parola al signor Tonino Frogheri perché il cavallo legato alla religione, che ambita due mondi che sembrerebbero totalmente distanti, eppure in Sardegna hanno un perché. Non esiste, se pensate bene, festa religiosa che non leghi il cavallo al santo, alla festività. Anche questo è un nodo gordiano. E il signor Tonino Frogheri ci spiegherà proprio di quella che è una delle feste più care ai nuoresi, la festa di San Francesco di Lula.
Io solo da grandetto ho scoperto che questo mio bisnonno non aveva fatto il priore. Ho chiesto notizie in casa a mia madre no, ma ti c'hai te beata contare, ha fatto il suo priore, punto, come se fosse una cosa normale. E in quell'occasione però mi raccontò che nel 1954 era andata a fare la novena con la comare Giovannetta Fois. E mentre facevano la novena, la messa era di sera, la mattina andavano da una mastra durcaria dell'Ugula e hanno imparato a fare i soldurkers, o meglio, amaretti, biscotti, bianchini e guelfi. Poi, no, non li avevano fatti i papassini. Poi sono tornati, insomma, e hanno iniziato a fare dolci insieme. E funzionava in questo modo. Chi si doveva sposare portava la farina, lo zucchero e le uova e loro mettevano la manodopera. Per cui il materiale lo portava il cliente e pagavano la manodopera. E piano piano sono nate queste due aziende, perché poi un po' più in là si sono separate e ognuno ha fatto la propria ditta. E sono ancora tutti e due in vita. Una ce l'ha Elena Ganga in via Chironi, l'altra ce l'ha la famiglia Fois in via Malta. Cosa c'entra questo col cavallo? Io poi mi sono messo a studiare un po' e ho fatto memoria locale. Io da ragazzino mi ricordo che l'arrivo della festa di Santo Francisco a maggio creava nel rione uno scompiglio incredibile, perché per tutto l'anno non si vedevano cavalli. Improvvisamente in primavera arrivavano tutti i cortili, coloro che avevano un cortile, chi aveva terra e aveva cortile, arrivavano i cavalli, iniziava la preparazione, la pulizia, la ferratura, operazioni che duravano anche a lungo. E perché? Perché dovevano andare a Santo Francisco. Se ci pensate voi, ragionate con me. Ora, per noi è tutto facile, anche oggi si va col pullman, col taxi, con la macchina, con la moto, ma questa è una festa che ha 4 secoli, con Santo Francisco, altro dettaglio, ma ne parliamo un altro giorno. Questa è una festa che esisteva prima di Santo Francisco.
Cioè in tutta la Sardegna, tutti questi luoghi sparsi non erano chiese, poi sono diventate chiese, ma erano luoghi di accoglienza, luoghi dove i pochi sardi sparpagliati in un immenso territorio a condurre le pecore e il bestiame avevano necessità periodicamente di incontrarsi. E si incontravano in luoghi che avevano una qualche valenza, poteva essere una quercia antica, una fonte, una roccia, un luogo comunque dove loro dovevano incontrarsi. E lì si incontravano. A fare cosa? Una delle attività prevalenti era dormire, perché il sonno curava un sacco di mali. E poi cumbennere, e da lì deriva poi il termine cumbisiasa, per stare insieme. Stare insieme significava costruire matrimoni, fidanzamenti, sedare litti, evitare che si creassero problemi, oppure ritrovare un cavallo, una mucca, un vitello, cioè erano luoghi positivi. Naturalmente con l'avvento di Santo Francisco è accaduto che naturalmente i preti, che sono intelligenti, sono furbi, poi hanno questa grande caratteristica che hanno un filo di continuità eterno, per cui dove non finisce l'uno completa l'altro, e alla fine la spuntano sempre loro. Poi vi do un dettaglio. E comunque a tutte queste chiese periodicamente Santo Baxi, su Miracolo, Annunziata, lì è capitato Santo Francisco. E qui viene il punto interessante, io mi appello all'archivio, io devo dire la verità, io ho un libro pronto, ma non lo voglio pubblicare se prima non faccio lo scoop. Lo scoop deve essere affermare che Francisco Tolu non è un'invenzione, ma è un dato di fatto. Il canonico Pirri, o Luzzu, chiamatelo come vi pare, scrive: Francisco Tolu, perseguitato dai gendarmi francesi, promise che se venisse assolto dall'accusa di omicidio avrebbe edificato la chiesa, che poi una casupola c'era già, però lui iniziò il primo tratto di chiesa. E l'altra cosa che noi, se troviamo Francisco, troviamo anche che sicuramente Francisco, come hanno fatto poi i suoi eredi, a Lula non erano ospiti, ma divennero padroni. Erano padroni a casa loro, perché coi soldi dai lulesi hanno comprato le terre e sono diventati padroni del luogo. E formarono una confraternita che inizialmente era di 4 famiglie, poi col tempo si è dilungata. E avevano in dotazione queste famiglie di propria emanazione il prete, il cappellano, per cui loro ogni qualvolta partivano, come nelle immagini che avete visto, magari senza campane, però partivano così, accompagnavano in gruppo, a cavallo, tutti insieme, il nuovo priore a Lula. Ed era un bel percorso, non era... Se non c'era il cavallo, secondo me la festa non poteva esistere. Voi provate a pensare una festa a Lula senza cavallo. Non si può fare. Perciò il cavallo è essenziale. E fra l'altro c'è un altro dato, io me lo ricordo bene, perché una delle aspirazioni di noi ragazzini era avere per una giornata in prestito un cavallo. Ma se non lo sapevi andare a cavallo, non te lo prestavano. Se uno sapeva andare a cavallo ed era un po' propenso a bere, non glielo prestavano, perché non era affidabile. Poi se il brigantino non glielo davano, perché c'era il rischio a Santo Francisco della vita. Per cui andare a cavallo a San Francesco non era facile, ci andavano chi? Usus habiles, quelli affidabili e quelli che avevi la certezza che se gli prestavi il cavallo te lo riportavano, perché il cavallo era importante, era molto importante. Però poi voglio venire a un punto che mi interessa in modo particolare, perché anche nel dibattito che è stato ieri, perché ieri a Brunel Costume si è parlato anche di Santo Francisco, sono stati intervistati diversi priori, e c'è un punto che andrà prima o poi sciolto con le buone maniere, però bisognerà almeno fare chiarezza storica. Cosa è accaduto? A un certo punto, tenete presente che a Nuoro per 15 anni non c'è stato il vescovo. Può darsi che sia stato un bene, può darsi che sia stato un male, non si sa. Di fatto però, una delle prime cose che fa il vescovo De Martis, oltre che
C'è chi dice a ispirare o chi no, c'è un dibattito ancora in corso, o a subire i moti di suo condotto quando i nuoresi assalirono il comune per bruciare le delibere della cessione dei terreni pubblici. Comunque veniamo al punto che ci riguarda. Il 28 aprile del 75 De Martis dice al cappellano dei confratelli, dei compatroni di Santo Francisco: d'ora in poi tu hai smesso di andare a Lula perché ci va prete di Lula, perciò tu a maggio non andarci. Invece il prete a maggio è andato lo stesso e ci è andato col fucile a groppa, in spalla, a cavallo e col fucile. E quando lì ha incontrato il prete di Lula, gli ha detto: si è bene scommette ospite, se bene veniu, e ti damo finza su strina come ti sanno passato che non sa messa. Si non ti caglia, si impresse e gli ha fatto vedere il fucile. Prete. Quando il prete di Lula riferisce questo al vescovo, lo sospende da sacerdote, fa la sospensione a divinis e gli dice: d'ora in poi tu non puoi recitare più messa neanche a numero. Il prete, c'è nome e cognome, non solo se ne frega, ma a ottobre torna a Lula, perché c'è la festa anche di ottobre, e dice ancora la messa. A questo punto cosa succede? Si riuniscono, sono esattamente 23 persone, ci sono avvocati, cioè c'è un Maniloni, c'è un Zoppi, c'è un Corbu Pasquale, Solina, Sbecco, Chironi, insomma tutti nomi interessanti, importanti, non erano così alle prime armi. Fanno un atto dove certificano raccontano tutta una serie di dettagli antichi, compresi il fatto che loro erano proprietari del santuario e del complesso di Santo Francisco. Riepilagano perché lo facevano e c'è un punto interessante, molto significativo. Quando vi saranno denari disponibili e di sopravanzo, la deputazione li impiegherà per soccorrere malati, bisognosi e i poveri, sia passandoli all'ospedale, se vi fosse, e all'epoca c'era, ed era Orosei, o a domicilio se non vi fosse l'ospedale. Si costituirono in giudizio, fecero ricorso contro il vescovo al Tribunale Ecclesiastico di Cagliari e a dicembre, cioè sono passati 6 mesi rapidamente, ultimo dettaglio, portarono a Cagliari da loro, che non erano 2 passi, una decina di anziani ultranovantenni, testimoni che oltre agli atti notarili portarono anche testimoni di ultranovantenni che dicevano che questa festa è sempre stata privata, è roba nostra, la curia nulla c'ha a che vedere. Ora, dalla favola la sentenza, che, attenzione, dettaglio, nel libro scritto dagli amici di Orosei, con i dati dati dal parroco di Lula, l'amico Cusseggio, quest'ultima sentenza non è detta, eppure era nota. Dice: ma noi non Milano, sì, ma c'è. Praticamente non solo il vescovo deve sciogliere la sospensione, anche se ha impiegato 8 anni, però dopo 8 anni, se voi andate alla chiesa di Lula, in latino, vale a dire incomprensibile a tutti i nuoresi, c'è scritto che il vescovo, preso atto che era dei compatroni nuoresi, benedice la casa e lascia le cose come stavano. Questo è un passaggio importante perché cosa è accaduto? Torniamo al discorso di prima, che i preti non mollano. Passato un secolo, concilio plenario sardo, fanno una delibera e stabiliscono: d'ora in poi nelle chiese private il prete della curia non ci può più andare, è vietato. Era sufficiente all'epoca fare ricorso, dire: no, noi non siamo d'accordo perché è roba nostra, insistiamo, e molti santuari si sono salvati, a iniziare da quello di Valverde, in modo particolare quello del Carmelo, che era degli Alisei. Allora, perché è importante questo dettaglio? Perché, a mio parere, questa sagra, chiamiamola festa, chiamatela come vi pare, ha necessità di essere protetta perché tutta una serie di fenomeni non voluti da nessuno, perché nessuno va a interferire su queste cose, però di fatto alcuni dettagli che vanno precisati. Il pellegrinaggio a piedi per molti è un'esibizione di trekking.
addirittura ci sono molti che fanno la gara che arriva prima, molti le croci le saltano, non si fermano, non fanno le preghiere. Uno può crederci o non ci crede, uno se non ci crede non ci va, ma se ci vai devi stare a gioco e partecipare. E molti non si fanno lavare i piedi, che per molti può essere... molti non vanno neanche in chiesa. Io questo lo dico come testimone oculare, perché io per capire, per 3 anni, cioè andrò anche quest'anno, non vado alla novena, poi magari non vado alla novena, però osservo, intervisto personaggi, ci sono priori di quasi 100 anni che sono interessantissimi. E allora cosa occorre fare? Occorre stabilire delle regole di quieto vivere, vale a dire, prima o poi bisognerà trovare la formula per restituire maggiore numerosità alla festa, per cui bisognerebbe fare una rivendicazione per ripristinare il prete locale, non che sia migliore necessariamente di quello di Luna, però per un problema di rispetto territoriale, e aggiungo io, possibilmente di Sant'Upredo, perché all'inizio mi sono dimenticato di dare un dettaglio importante. La festa di Sant'Upredo non è una festa di Nuoro, è una festa di Sant'Upredo. Il nucleo centrale dove si parte, dove si torna, è la chiesa del Rosario. Poi si può diciamo eccepire che ormai Sant'Upredo è svuotato, per cui molti priori abitano a Stirita, abitano a Cittanuovo, per cui ok, ci può stare. Però quello che è importante è salvaguardare l'integrità di una festa, al di là del valore religioso. Perché anche sulla questione del valore religioso, io ho conosciuto priori che non vanno alla novena, alla messa non ci vanno, ma non perché siano Pallas a Deus, come diceva mia madre. E questo su Pallas a Deus, non entra mai in chiesa, non ha importanza. Perché quello che è importante è il luogo, so andavo a Santo Francisco, perché santo è il luogo, non la chiesa, non il prete, perché quel luogo c'era prima che ci fosse il prete e la chiesa. E vengo alla questione del cavallo. Il cavallo, se noi facciamo un balzo nel passato di 3-4 secoli, quando addirittura c'è un brano in cui veniamo definiti ancora più barbari degli indios, nel senso che i sardi erano talmente indietro sia sotto il profilo culturale che religioso, per cui erano praticamente ingovernabili. Allora, la valenza del cavallo dove sta? Che grazie a questo mezzo di locomozione importantissimo, tutto questo tessuto, sono più di, voi ci ho dato comunque sono migliaia le chiese campristi con le commessias, che esistono proprio grazie a questo strumento di locomozione, che era fondamentale. Senza il cavallo queste feste sarebbero decadute, perché sono molto lontani in molti casi dai paesi più vicini. E poi, siccome il richiamo era territoriale, alla novena di San Francisco c'è gente di Orosei, di Oliena, di Locri, di Galtellì, di Siniscola, da Osida, da Onanì, da Bitti. Quelli che ci sono di meno, perché sono due passi, sono i lulesi. Però i lulesi non hanno mai contestato la presenza dei nuoresi. Per cui io chiudo, perché io in realtà mi ero preparato tante cose da raccontarvi che riguardano sia Grazia Deledda, che racconta una novella dove lei è Amazzone, sia Sebastiano Satta, che fa un bellissimo paragone esibendo a dei giovani valenti un puledro, sfidandoli a cavalcarli, e questi sembravano ardimentosi, in realtà nessuno di loro si è prestato a sedere sul cavallo, e lui, che era vecchio e anziano, è salito sul cavallo indomato e ha dato uno schiaffo a questi ragazzi. Allora, in conclusione, io quello che vorrei fare, soprattutto anche a chi ha competenza in materia, perché io ci ho provato, non c'è verso, però se riuscissimo a intercettare Francisco Tolu sarebbe una grande operazione. Io spero che la Curia Vescovile apra, perché se questo signore esiste, è nato ed è morto, avrà avuto una moglie e dei figli, per cui si può ricostruire questo tratto di questo personaggio. Se poi è stato accusato, processato e assolto, ci saranno probabilmente gli atti processuali, e sarebbe molto interessante che si passasse da leggenda
ha fatto di storia. Io, scusate la confusione, sono andato a braccio, No, grazie tutto quello che ho fatto me lo proseguo in archivio. Grazie. Grazie a voi. E ora diamo la parola a uno dei protagonisti di questa, ringraziando il signor Frogheri, e andiamo proprio ad Antonio Cossu. Come nasce il suo rapporto con San Francesco, con questa festa così cara ai Nuoresi, ma come ha spiegato bene il signor Frogheri, un po' cara a tutti i paesi del circondario? Sin da piccoli i nostri genitori ci portavano a vedere i cavalli, la partenza, sia a Casa dei Fiori, sia a Rosario, e a Sarbore e anche a San Francesco. Mi ricordo la prima volta che sono andato con una cavallina che abbiamo sempre avuto in Chiavi, che avevo 8 anni. Il signor Vettori, Sardus, che aveva fatto anche il priorato, se non ricordo male, anni dopo, mi portò con lui in questo, affrontare questa avventura, questo posto che da piccolino non si appunto 8 anni, non vedevo l'ora di arrivare e non credevo ai miei occhi che si usava dentro mi faceva vedere da lontano Antonio, Cussu e Santo Francisco. Un bel ricordo. Sì. E lì nel tragitto appunto anche altri bambini come a me, c'era Gianfranco, il nipote che aveva 6 anni, c'era Peppe Giorugio, mi ricordo. Erano tutti bambini, ma veramente bambini. Da lì niente, arrivati lì mi ricordo una cosa ancora bellissima, tutti gli amici di Babbo prontissimi ad attendermi, a ricoverarmi il cavallo, a mettere dentro al sicuro sella, briglia e quant'altro, cose che oggi mi pare che si stiano anche perdendo, non vedo questo amore come allora. Si stanno perdendo queste tradizioni, come diceva il signor Tonino, bisognerebbe dargli una rispolverata, diciamo. Oltretutto qua delle immagini bellissime di tuo padre, del compianto Giovanni, abilissimo cavaliere e donatore, forse uno dei più bravi al Nuoro. Come si dice? Ma bravissimo, molto competente. Che ci raccontava che a San Francesco si scendevano a determinata maniera, ci raccontava che anche cavalli in domatura, la prima uscita, ne aveva portato uno lui a Sargore, solo fatto a collo, saltato in groppa e partenza, bello anche quello. Poi tornando al discorso appunto che ci teniamo, potete vedere quella foto, eravamo in 4 ragazzini, non ce n'è meno di 18 anni, avevamo portato quei cavalli, arrivano da Anela, da Mamuiada, questa non mi una era la mia, ecco, cosa prova l'altro proprio un cavaliere nel prepararsi, sì, nel preparare il proprio compagno ad affrontare, comunque ricordiamolo, sono 35 chilometri di cammino che vanno fatti in giornate anche a volte il tempo è clemente, a volte piove. L'ultimo anno che sono sceso, appunto, sono arrivato fradicio. Si prova un'emozione grandissima, si prova come un po' come... Che parte dalla mattina, da quando si inizia a preparare il cavallo. Come la vestizione della Sartiglia, per noi proviamo la stessa cosa e ci impegniamo a procurare il cavallo bellissimo, ci impegniamo appunto alla ferratura, ci impegniamo alla cura. Proviamo un'emozione grandissima anche perché non si sa se arrivi intero a San Francesco, arrivi perché sei sempre a cavallo e sono animali. È un insieme di cose spiegabili che se non le vivi... Quindi c'è anche l'affidarsi al santo durante il cammino.
cammino, Sì, sì, affidare sì, te, affidare il tuo compagno di viaggio, sì. gli altri compagni. Di solito ci si va anche con una promessa, cioè con una richiesta da fare al santo quando arrivi, Sì, anche un voto da un voto, sciogliere, sì, 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 un voto da sciogliere, una grazia da da chiedere o da chiedere. ricevere. Cosa significa essere cavaliere di San Francesco oggi? Oggi, nel 2025, sarà stato sicuramente diverso da essere cavalieri di San Francesco nel 1980, piuttosto sicuramente totalmente diverso ai primi del Novecento. Vuol dire essere in un'epoca così tecnologica, sempre molto, molto veloce, è un rito comunque anche lento che ha la sua anche ierarchicità. Sì, come si diceva per i pedoni che non rispettano quella che è veramente la tradizione, fare solo l'andata a cavallo e trovare lì il camion pronto per caricare, no, sbagliato. Il bello era andare e rimanere 3 giorni e rientrare a cavallo. Allora sì che era festa. E per una, come hai detto tu, un'evoluzione dei tempi, però, Anche eh, sentimenti, anche sentimento, però cioè ripetiamo, non è, non è più scendere a San Francesco e farsi una passeggiata a cavallo, farsi un'escursione, ecco. Le cose stanno cambiando purtroppo. e qui rinnovo sempre la mia promessa perché speriamo, perché io Di ho fatto riuscirci. già un anno ma a causa di salute non posso fare, ho promesso di battezzare in sella San Francesco Martina, come ho fatto con altre, una promessa che ho fatto ai genitori di Martina e che spero l'anno prossimo sia la volta buona. Grazie Antonio della tua testimonianza. Quindi passiamo proprio dall'aspetto religioso a quello propriamente ludico del cavallo. Il cavallo compagno anche nelle feste, nei momenti di convivialità, nei momenti felici della vita, anche di una comunità. E lo facciamo grazie all'intervento del dottor Segre. Buonasera a tutti, anch'io ringrazio la dottoressa Assano, la dottoressa Carboni, Rita che mi hanno invitato a questa giornata e, e sono venuto con molto entusiasmo perché insomma un po' il cavallo è un tema molto particolare, un bellissimo tema da un punto di vista storico. Perché se noi proviamo a ragionare su quella che è la storia dell'uomo in Sardegna, vale in Cina, vale per qualsiasi posto al mondo, evidentemente il cavallo, prima dell'invenzione della macchina, il motore della macchina a vapore, è l'unico mezzo uno dei mezzi di locomozione. Ed è un mezzo molto particolare, veramente molto particolare, che si presta a tantissimi usi, da quello artistico, questa è una ceramica di Tilocca che se voi prendete qualsiasi artista sardo o non sardo a un certo punto si è cimentato col cavallo, perché il cavallo effettivamente già come un animale che si presta, ma si presta perché ad essere rappresentato artisticamente? Perché è un animale che noi utilizziamo sempre, che l'uomo ha da sempre utilizzato per il trasporto di uomini, di merci, di lavoro. Poi ci sono anche altre tipologie di utilizzo, l'utilizzo militare, l'utilizzo di polizia, l'utilizzo di controllo del territorio. Non si sente. L'utilizzo ludico, quindi l'utilizzo da gioco. Gioco inteso come le corse, le varie azioni che sono azioni che noi definiremmo di valentia, insomma, dimostrare il coraggio, dimostrare l'abilità. Poi il cavallo è un prodotto, nel senso che c'erano e ci sono tutt'oggi allevatori che allevano il cavallo col fine di venderlo, quindi di trarne un lucro. Ora, tutte queste operazioni qui, tutti questi momenti, tutti questi campi hanno evidentemente lasciato delle tracce e in Sardegna possiamo partire dalla storia giudicale per evidenziare che cosa? L'esistenza di un allevamento di cavalli veramente importante, così soltanto per darvi due dati. Nel 1122, per esempio, questo Furato dei Gittil, che è una figura straordinaria, nel senso che è un logudorese, un nobile aristocratico, fa una donazione enorme a San Nicola de Soliu
e lascia tra le varie cose 50 cavalli e 20 cavalli domanti, assieme a migliaia di capi di bestiame ovino, bovino, suino. Cioè non è che sta lasciando degli animali, sta lasciando delle aziende, una grande azienda, quella che prendeva il nome di Domus in epoca giudicale. Però in questa azienda c'è un allevamento equino importante. Ora, a cosa serve l'allevamento dei cavalli? Evidentemente, nella società medievale, nella società giudicale, uno dei fini principali è quello della guerra, è quello l'utilizzo militare. Un utilizzo militare che è un po' particolare, perché la cavalleria sarda non è mai stata la cavalleria giudicale, ma la cavalleria sarda in generale non è mai stata una cavalleria pesante. Tanto per intenderci, quei film americani in cui c'è la grande battaglia medievale con i cavalli, con i cavalieri tutti armati con la corazza, questo in Sardegna non c'è. La cavalleria sarda è una cavalleria rapida e leggera, che è la stessa cavalleria che noi ritroviamo fino a fine 800 con i miliziani. La parola miliziani la conosciamo, forse moltissimi la conoscono, e molti di noi i miliziani li collegano a che cosa? A Sant'Efisio. Okay? Quei personaggi rossi col costume rosso, che non è altro che i costumi di Cagliari, che accompagnano Sant'Efisio, scortano Sant'Efisio. I miliziani in realtà sono qualcos'altro, cioè i miliziani era un corpo di fanti, quindi di persone a piedi, e di cavalieri, quindi di persone a cavallo, che non avevano l'obiettivo di accompagnare il santo, avevano l'obiettivo di proteggere il regno di Sardegna. Questa è la riforma del 1575, la fa un viceré, il viceré Coloma, e lui stabilisce appunto nel 1575 che tra le compagnie dei miliziani ci devono essere 23 compagnie di fanteria di 300 uomini e 13 compagnie di cavalleria, ognuna di 100 uomini, ciò vuol dire 100 per 13, 1300 cavalieri in tutto il regno. Non è un numero altissimo, ma è un numero importante ed è un numero di persone che veniva richiamato in servizio nel momento in cui si palesava un rischio. Un tentativo di invasione da parte dei francesi? Sì. 1637 abbiamo il tentativo di invasione da parte francese, sbarcano nelle coste di Oristano, parte la chiamata generale in tutto il regno, quindi tutti coloro che erano presenti nelle liste della milizia dovevano raggiungere i luoghi di riunione che erano stabiliti e partire per difendere il regno. Nel frattempo sarebbero arrivati gli eserciti pesanti dalla penisola iberica, dalla penisola, diciamo, dal napoletano e così via. In questo caso, per esempio, arrivano delle compagnie di cavalieri a Oristano e riescono a bloccare l'esercito francese. Peraltro con uno stratagemma, perché si scontrano con i francesi, ma i francesi sono numericamente di più. Cosa fanno questi due personaggi, questi due comandanti, Diego Masson e Juan Bautista Furcas? Fanno girare attorno alla chiesa di San Martino, se non sbaglio, sì, di San Martino, davanti a un colle, la cavalleria. La fanno girare attorno. È il classico stratagemma del mostrare più uomini di quelli che si hanno. Cioè erano sempre gli stessi cavalieri che giravano attorno, però sembravano un esercito. Sta di fatto che il piano funziona. Ora, perché ve lo sto dicendo questo? Perché questo elemento di una cavalleria di non professionisti, cioè questi non sono soldati pagati, ma sono sardi che hanno un cavallo, devono averlo a disposizione, deve essere di valore, deve essere domato per il combattimento, che al momento del bisogno devono rispondere. Però si devono allenare, devono regolarmente presentarsi in delle riunioni. Queste riunioni che cosa accade in queste mostre? Probabilmente accade un po' di tutto, ci sono gli esercizi militari, ma probabilmente ci sono anche dei momenti di gioco, di corsa, di gara, che è quello che succede. Ho visto una foto andando a San Francesco in cui c'erano due che parigliavano, insomma, in cui stavano facendo una pariglia. È normale. Ci si esibisce, esatto. Cioè non è una cosa programmata. No. Io ho visto appunto la foto
mio padre, era anni che ha campato e ha fatto mangiare polvere a tanti ragazzi. Ma Esatto. cioè, da non credere come correva a cavallo. Probabilmente questo accadeva anche durante queste mostre, cioè erano luoghi in cui serviva riunirsi per questioni militari, ma dopodiché, una volta fatto quello che si doveva fare, potevano venire fuori degli elementi di questo tipo. Ora, due elementi. Una delle prime feste, probabilmente feste, che abbiamo noi testimonianze in Sardegna con i cavalli è questa. Siamo nel 1353, non vuol dire che è la prima, vuol dire che è una delle prime di cui noi abbiamo notizia. Prima sicuramente ce ne sono state molte altre, però di questa abbiamo notizia. Siamo nell'ottobre 1353, cioè in una fase di guerra tra Mariano IV d'Arborea, giudice d'Arborea, e i Catalano Aragonesi. Questo è un brano in latino e fa parte di un processo. Che cosa dice? Dice che il testimone afferma di aver visto in loco Aristanni, quindi nella città di Oristano, Fieri Magnum Festum, fare una grande festa con cavalli, con bandiere e con altre cose, perché era arrivata la nuova che il castello di Monteleone si era ribellato al re d'Aragona. Cioè il castello di Monteleone si era ribellato al re d'Aragona, si era consegnato agli arborensi, e ad Oristano era venuta fuori questa grande festa con cavalli, tra le altre cose. Che cosa avessero fatto noi non lo sappiamo, non ce lo dice la fonte, però il fatto che ci siano i cavalli per celebrare in qualche modo una vittoria militare è indicativo, e non è nulla di strano, perché per esempio a Siena, in tutta la Toscana, una gran parte dei pali che ci sono tutt'oggi, tuttora, non sono altro che delle feste che hanno all'origine un trionfo militare. E poi ci sono le feste civili. Questa mi è capitata da poco, questo è un documento del 1486, come vedete in realtà è brevissimo, in cui si sta dando un terreno, probabilmente siamo a Cagliari anche se non c'è il luogo, e in questo terreno, nel precisare il confine del terreno si dice fins lo cammi che corren los cavals, cioè fino alla strada in cui corrono i cavalli. Cioè, ciò vuol dire che probabilmente nella Cagliari del 1486 c'era una strada, una via, che era tradizionalmente, regolarmente utilizzata per una corsa di cavalli, a tal punto che viene utilizzata come riferimento per un confine. Quindi, come vedete, ci sono tante notizie. Ora, venendo un po' a noi e cercando di andare anche verso la conclusione, il cavallo e le feste. Io sono un medievista, quindi mi occupo di un periodo molto indietro, però essendo un po' appassionato di cavalli, per ovvie ragioni, ne so che nell'800, nel 700 ci sono molte più fonti, guardo anche al 7 e all'800 da questo punto di vista. Andando a vedere le fonti, andando a vedere le descrizioni, andando a vedere insomma quelle che possono essere le fonti di informazione, ad oggi ho censito più o meno 240 corse di cavalli nell'800 in più o meno 240 paesi. Anzi, ad essere sincero, le corse sono molte di più, perché ogni paese può avere 3 o 4 corse di cavalli, magari per celebrazioni di santi e così via. Ora, dove si svolgono queste feste? In città. Sassari, per esempio. A Sassari si faceva la corsa a Ferragosto. Si svolgeva per metà fuori dalle mura, per metà dentro le mura. A un certo punto, per entrare dentro la città, si attraversava una porta, un arco stretto. Ricorda un po' l'Ardia questa cosa, l'Ardia di Sedilo. E qui succedeva di tutto, perché tra l'altro subito dopo la curva pare ci fosse una curva d'angolo e c'erano cadute e probabilmente anche qualche tragedia. E questa è quella di Sassari, di cui si è persa traccia. Un'altra che ci ha lasciato una traccia con tanti iscritti, ma soprattutto nel volume di La Marmora c'è un disegno del Cominotti, se non sbaglio, è la corsa che si faceva a Cagliari per Carnevale. Si partiva, chi ha un po' di familiarità di Cagliari, dalla chiesa di San Michele, si scendeva verso Via Zuni e si arrivava a Piazza Ienne. Se voi passate in quella strada, noterete che ha un'inclinazione piuttosto importante e tra l'altro ha un fondo lastricato. Succedeva di tutto, come potete immaginare.
Però non era una vera e propria gara, ma si scendeva a parigliatti, a pari aumentare a Santo Lussurzu, cioè l'obiettivo era scendere in 3 o 4 persone alla stessa velocità, stare agganciati l'uno con l'altro, e chiaramente l'abilità era arrivare a fine percorso così. Come Saccarella Nanti. Esattamente come Saccarella e Nanti. Stessa identica cosa. Con la gente che si apriva e questi che correvano in mezzo. E la cosa doveva essere tanto strana e per un personaggio come la Marmora tanto eccezionale che appunto ha curato, ha controllato, ha verificato che venisse disegnata bene. Corsa pericolosissima, corsa difficilissima, ci dicono le fonti, anzi anche chi stava sopra i balconi non è che fosse esente dal rischio, perché spesso gli zoccoli dei cavalli saltavano e beccavano, arrivavano fino al secondo o terzo piano, beccando le persone. Quindi voglio dire, era una cosa che, cui partecipava tutta la città e che aveva un margine di pericolosità non da poco. Margine di pericolosità che si cercò di evitare provando a proporre di rifare il manto della strada, ma i cittadini rifiutarono, perché altrimenti la cosa sarebbe stata meno vincente. E poi ci sono tantissime corse nei paesi, veramente tante. Corse di che tipo? E qui le fonti ci parlano almeno di 4 tipologie di corse, 4 tipologie di utilizzo dell'animale per fine ludico. Il palio, la corsa dei barberi, la bardia e la corsa all'anello. Ora, sono tutte corse che hanno delle caratteristiche diverse. Palio e corsa sono gare di velocità. Cioè, sono tanti cavalieri, tanti cavalli che corrono, uno vince. In realtà ci sono 2 tipologie di pali, quello dei cavalli adulti e quello dei puledri. In quello dei cavalli adulti ci sono 3 premi, in quello dei puledri normalmente c'è un premio. Premio com'è? Premio in denaro, sì, ma più che altro il premio è un panno, un tessuto. Cioè, i gruppi di persone che organizzano questa festa, che normalmente sono i ragazzi non sposati, oppure sono il gruppo dei ragazzi sposati e quello dei ragazzi non sposati, insomma, ci sono varie tipologie di organizzatori, acquistano dei tessuti, che possono essere tessuti fino a 15, 20, 30 metri di tessuto. Questo tessuto a volte viene appeso nel campanile o portato addirittura in chiesa e viene poi donato, viene regalato, chiaramente diviso in parti proporzionate al primo, secondo e terzo posto, ai vincitori. Altro discorso è Savardia. Savardia all'Ardia, la classica Ardia. Oggi noi conosciamo quella di Sedilo, di San Costantino, ma ce ne sono tante altre. Ci sono quelle di Sindia, c'è quella di Dualchi, Orgosolo, ce ne sono diverse, ne vengono censite diverse. Ora, queste Ardie, nel momento in cui noi andiamo a vedere che cosa sono delle cose, non sono delle vere e proprie gare in cui c'è uno che arriva primo, ma sembrano vere e proprie gare di abilità. Noi le descrizioni antiche che abbiamo sono tutte corse in cui chi partecipa spesso è armato, quasi sempre armato, e spara. Cioè si gira attorno, si fa una... Intanto le Ardie hanno tutte quante hanno una chiesa. Vanno verso la chiesa, si gira attorno alla chiesa, o se non si gira intorno alla chiesa si corre sotto la chiesa e si spara. Cioè l'abilità è correre e mentre si corre a cavallo caricare il fucile, sparare, ricaricare il fucile, sparare, e i più bravi arrivano a sparare anche, se non ricordo che cosa dicessero le fonti, ma un'ottantina di colpi. E qui, insomma, chiaramente questo apre una tematica lunghissima, una tematica complessissima su cui non entriamo perché adesso interessa fare una sorta di volo d'uccello su quella che è la questione. E poi ci sono le corse all'anello. La corsa all'anello, anche questa, tutti quanti conosciamo evidentemente quella di Oristano, la Sartiglia, che è la classica corsa all'anello, ma c'è una corsa all'anello un po' in tutti i paesi della Sardegna. Ce l'abbiamo a Vodda per San Pietro, c'è a Osilo, c'è veramente in tanti paesi. E anche questa, se ci pensate che cos'è, non è altro che una gara d'abilità. Perché centrare un anello col cavallo in corsa significa saper gestire il cavallo, saper tenere l'animale, ma utilizzare anche un qualcosa che è una sorta di arma per beccare una spada, una lancia, uno stocco, un qualcosa per beccare un oggetto. Quindi anche questo, se ci pensate, è una sorta di esercizio militare.
Anche la corsa alla Sapudda che si fa in molti paesi non è altro che la stessa cosa. A Nuoro nel 1843 viene celebrata una corsa all'anello, il 14 maggio. Perché viene celebrata questa corsa all'anello? Non è una cosa tradizionale, ma passa Carlo Alberto. Arriva Carlo Alberto e i nuoresi decidono di festeggiare l'arrivo di Carlo Alberto organizzando questa corsa all'anello. Però notate, questo è il Tola che ce lo dice, notate che cosa ci dice il Tola, dice Sua Maestà il Real Principe vi assistette a questa corsa all'anello e si compiacquero assai di quell'esercizio che dà un'idea così viva delle antiche costumanze degli armigeri popoli della Sardegna. Cioè c'è l'elemento militare. Cioè quello che interessa al re, quello che interessa alla famiglia reale non è tanto lo spettacolo. Certo, quello va bene, ma non è quella la questione. La questione che i nuoresi si pongono nell'organizzare questo è dimostrare al principe, al re, quanto i nuoresi sono abili, i miliziani nuoresi, i cavalieri nuoresi sono abili militarmente a fare questo. In questa visita di Carlo Alberto nel 43 in Sardegna, in tantissimi paesi, a Ozieri, ma veramente in tantissimi paesi si organizzano celebrazioni equestri che non sono feste, ma sono organizzate dai miliziani stessi per mostrare al re quanto sono bravi. Tant'è che il re prima di partire dice al comandante di fare una lettera ringraziando e mostrando quanto il re sia compiaciuto e sia felice nell'aver visto l'abilità dei militari, dei cavalieri sardi. Cioè non è una festa, ha un qualcosa di militare. L'ultimo elemento è questo, è una denuncia del 19 giugno del 1859, in cui 3-4 persone vengono denunciate da Luca Delfino, vicebrigadiere, e Giuseppe Barberis, guardia pubblica, perché non hanno rispettato un ordine. Cioè a Nuoro si corre un palio. A Nuoro si corre un palio, ma questo palio, come tutti i pali, come tutte le corse, devono avere, diciamo, dei requisiti di sicurezza. Qual è il requisito di sicurezza di base? Evitare che le persone stiano in mezzo alla pista. Cosa vuol dire la pista? Non esiste una pista. Si corre dentro il paese, si corre dentro la città, si corre nelle vie urbane. Le persone non vedono quando arrivano i cavalieri. Quindi ci deve essere un tamburo o una tromba o una persona, in alcuni paesi c'è una persona sul campanile che annuncia quando stanno arrivando i cavalli, in modo che la gente si sposti, abbia il tempo per spostarsi e non venga travolta. Bene, a Nuoro nel 59 questo ordine di far battere il tamburo come mezzo di prevenire qualunque disgrazia non viene rispettato. Anzi, Antonio Pintore e questo Ignazio Fois e Pasquale Floris non solo non rispettano quest'ordine, ma ai richiami della forza pubblica danno 2 spronate al cavallo e partono al galoppo, chiaramente in sfregio a quella che è a quello che è l'ordine della pubblica sicurezza. Ora, tolta questa nota di curiosità che ci fa un po' sorridere, quello che interessa è che tanto a Nuoro si corre un palio regolare. Un palio regolare nel senso regolarmente, e questo palio è normato, quindi è un qualcosa di riconosciuto anche dall'amministrazione. Ora, la domanda di base è: perché di queste oltre 240 corse oggi ne sono rimaste pochissime? Cosa è accaduto nel frattempo? Sicuramente un po' sono passate di moda, per ovvie ragioni, perché non c'era più la necessità di organizzare queste corse. C'è un elemento di sicurezza che, se voi ci pensate bene, ogni anno prima che si celebri l'Ardi a Sedilo c'è questa polemica lunghissima da gennaio fino a luglio in cui prefetto, questore, sacerdote di Sedilo, vescovo, arcivescovo, sindaco, prima pandela e quant'altro devono trovare un accordo per far celebrare, per far svolgere questa corsa, sapendo benissimo che il rischio zero non esiste. E poi c'è un altro elemento: queste corse costavano. Questo è l'Angius Casalis che parla di una corsa a Pozzo Maggiore, si lamenta perché dice qui c'è una pianura bellissima, ci sono delle risorse agricole bellissime, ma non c'è la formazione, cioè manca una scuola agraria che consenta
ai ragazzi di migliorare le proprie conoscenze e le proprie competenze. E guardate cosa dice, come dire, proprio con una nota polemica verso quei paesani. Dice: dunque, si troveranno persone che si lasciano quotizzare, cioè che danno quota, che partecipano, che contribuiscano per comprare preziosi pali, quindi quei tessuti di cui abbiamo detto che vengono dati in premio ai cavalli che corrano più veloci per trattenimento di una folla festeggiante, e le stesse persone mancheranno per mantenere una scuola pratica di agricoltura alcuni giovani dai quali potrà avvenire tanto incremento all'agricoltura. Cioè dice: ma è possibile che questo paese spenda tanti soldi per organizzare questo palio e invece è possibile che queste stesse persone non decidano di mettere i soldi in un qualcosa di un po' più dal suo punto di vista utile per la società, in modo da migliorare l'agricoltura e l'economia dei villaggi. Quindi questa è una delle tante voci che evidentemente si esprime con un minimo insomma, di dubbio sull'utilità di queste corse, o quantomeno sulla spesa che i paesi, che le comunità locali dedicano a questa tipologia di corse. Ed è probabilmente una delle cause che poi lentamente, ma in maniera praticamente inesorabile, porterà alla fine di queste corse, di questi pali, di queste gare, lasciandone fortunatamente oggi alcune che insomma, ci danno idea di quello che poteva essere e che comunque hanno un significato storico, antropologico e identitario fortissimo. Sto pensando a Sedilo, ma ripeto, Pozo Maggiore, Sindia e tutte le altre, che credo che in realtà arricchiscano da un punto di vista anche culturale la Sardegna e ci ricolleghino a quella storia col cavallo di cui oggi insomma, abbiamo cercato di parlare. Bene, grazie a tutti, grazie a chi è intervenuto con il proprio lavoro a questo convegno, grazie alla dottoressa Sanne e a tutti coloro che lavorano qui in archivio per aver permesso questo incontro di studio, grazie a voi che avete presenziato, e il mio augurio è di potersi trovare per ulteriori lavori di ricerca sempre riguardo questo splendido animale che in Sardegna è un simbolo ieratico e antico. Grazie a tutti.